voglio, lo so, sono scioccato pure io, non sto capendo niente, però calmiamoci un attimo tutti quanti e partiamo dall'inizio. Domenica 19 maggio, una domenica normalissima, non sto facendo niente, sto gittato un coppo di pane a nonno con menu hittate e niente, vado un po' sui vari social, mi fermo su Instagram, tra le chat mi capita quella di Roberto. Guarda, Roberto, Anna Fasand, bello e buono. Roberto mi scrive: no, ecco, no, avete letto? E io a questo messaggio rispondo: scusa, dove vai a scuola? Fammi un attimo sapere, perché magari domani mattina scendo e ti accompagno direttamente. Pensando però tra me e me che stesse scherzando. Spoiler, no, non stava scherzando, voglio, era tutto vero. Da lì a poco mi arriva il PDF ufficiale della scuola, il liceo Salvatore di Giacomo di San Sebastiano al Vesuvio. In pratica, l'indomani, Pignorant, il giorno dopo, si sarebbe disputata la finale della terza edizione del torneo Paolino Avella, un memorial in onore di questo ragazzo che qualche anno fa ci ha lasciati ed era studente di questo liceo, e quindi l'istituto ha avuto questa bellissima idea di creare in suo onore questa partita, questo evento, questo torneo. E Wagyu, come state leggendo, c'è pure Elmas. Io non ci posso pensare, Wagyu, non ci credo, questo è proprio il dio del calcio che esiste e che mi ha voluto mandare di nuovo a Napoli Elif Elmas. La storia la conoscete tutti, in breve mi ha bloccato su Instagram. Sì, perché come tutti ricorderete, Elif Elmas pubblicò questa storia e in quel momento non mi sembrava tanto il caso di scrivere una roba del genere, quindi lo contattai dicendogli proprio questo. Lui, non lo so, avrà interpretato male e il giorno dopo lo bloccai. Grazie, complimenti. E io da quel giorno, voglio, vi dico la verità, non sono più lo stesso. Cioè, questa cosa è per forza un segno, perciò mi sono preso tutte le informazioni possibili da Roberto, soprattutto quella più importante: come entrare nella scuola. Quindi parlammi di cose serie. Robe, che amma fa? A parte scherzo, Roberto gentilissimo si è messo subito a disposizione e mi ha dato il nome di uno dei rappresentanti di istituto che manca a farlo apposta. Mi segue da 4 anni, Alessio. Ale, Anna Fasand Momo, perché si è messo anche lui subito a disposizione. Mi devi scusare solo che non ti ho mai risposto dal 2020 ad ora, però capisci, cioè nel senso, ti fossi chiamata Alessia già fosse stata diversa la cosa. Non mi dilungo, sennò acchiappi pacche pure a Roberto e non mi sembra proprio il momento. Comunque Alessio, insieme agli altri rappresentanti di istituto del liceo, Luigi, Gioele e Biagio, hanno mandato Nupapilli in roba al vicepreside della scuola, che ha subito accettato anche la mia presenza. E qua io vi dico la verità, non vedo l'ora di farvi vedere tutto, quindi non mi perdo in altre chiacchiere, guardate tutto dall'inizio alla fine, pure perché mo hanno scritto la storia. Sono appena arrivato fuori il liceo statale Salvatore di Giacomo. Entriamo e vedremo che succede. Diciamo, cancello chiuso. Come entro? Guardiano! Buongiorno, Bisone. Sì, per il torneo devo... Ah, allora voglio, che cosa stanno buono che non ci stanno i posti per la macchina. Ma che cazzo siamo? A posto, io ho parcheggiato, penso che vada bene. La scuola ce l'ho proprio qua di fronte, infatti si sente tutte le voci dei ragazzi che stanno dentro. Ma voglio, che vibes comunque che sto provando. Cioè, tutti i ragazzi che stanno in classe, non stanno facendo un cazzo. Cioè, si sente che stanno proprio a Luccan, stanno facendo scimito. Guardate a voi, voglio. Cioè, godetevi questi momenti. Me l'hanno sempre detto a me, io non li capivo. Ma vuol dire che a voi, credetemi, godetevi questi momenti perché è stato pari anno. Allora tenete sul problema. Ok, voglio, è arrivato il momento di entrare. Ciao, voglio. Piacere. Voglio, grazie mille innanzitutto. Cioè, ma non faccio sbloccare stamattina. Ditemi voi, non lo so se devo andare a parlare col vicepresidente. Io volevo parlare con te, mi ha detto. Forse vuole darti qualche... Speriamo ora non va. No. Ragazzi, allora lui è uno dei 4 salvatori che mi ha portato in questo giorno speciale. Sta per arrivare un momento epico, me lo stai regalando tu con Elmas. Speriamo bene. Dai, incrociamo le dita. Ma io comunque non sto capendo niente, c'è un mix di, non lo so, emozioni e sensazioni nella mia testa, io non sto capendo niente. Mamma mia, cioè è come se dovessi fare un esame o un compito oggi a scuola, non lo so, cioè mi batte proprio il cuore a 1000. Senza giocare Forse. Speriamo che un pacca. Ma io sta per arrivare il momento. Ma no. Ma sta ancora. Non si capisce niente. non si capisce niente. Ma io eccolo, c'è un Riesco a prendere a piedi. io sono davanti, ci siamo guardati. Non mi ha riconosciuto. Assurdo. Ma io come stavo super bello. Proprio faccio la foto. Proprio per la foto. Come pensi che sono io? Ma io eccolo. No, io come stavo vestito bene, confetto. Io sono venuto qua a fare pace, ho bloccato da loro. Vabbè no, ho detto come sta vestito bene, non ho detto oh, che successo. Ma bloccato solo un paese, ho bloccato un paio tu.
Sto facendo il bodyguard di Elmas, che mi ha preso a Is. Ci vai cacchio? E mi vorrei far sbloccare da Elmas. Però non lo so se mi puoi sbloccare. Va bene. Guarda che mostro. Comunque non dimentichiamo che ora ci dobbiamo vedere prima la partita, Guaglio, l'applauso è mio. Allora, Guaglio, le squadre in campo, cioè una squadra sta solo in campo. Io mi chiamo Antonio. Mi fai una Antonio? Un po'? Il verbo si diffonde. Buongiorno a tutti, benvenuti alla finale del terzo torneo Paolino Avella. Oggi si incontreranno le squadre della terza S e quinta G. Per l'occasione abbiamo un ospite speciale, un ospite d'onore. Diamo il benvenuto al liceo di Giacomo a Elif Elmas. Ovviamente sappiamo tutti che ha giocato nel Napoli ed è uno dei fautori del nostro scudetto. Grazie e complimenti. Guaglio, io mi avvicino a Elmas, ma non so se ti ricordi di me. Ti ricordo me. Lo puoi prendere? Aspetta, lo puoi prendere il telefono e mi sblocchi? No, ma come lo vuoi sbloccare? Non mi vuole sbloccare. La partita è cominciata. No, non è troppo male, ti voglio bene. Sì, anch'io ti voglio bene. Vai, facciamoci la foto. Comunque da quando te ne sei andato e mi hai bloccato? Video, basta video. Basta video. Sciami sei mai sbloccato. Non ci fate pace. Addio Elmas. Vabbè, Guaglio, pensiamo alla partita. Guaglio, ma per chi ti fate voi? No, a squadra qua. Guaglio, comunque non ci posso pensare. Cioè, allora, a parte se ricordano di me, però mi ha voluto sbloccare. Oh! Oh, ha cogliuto un creato. Un logo up Samuel. Ragazzi, è top Samuel. Apposta, ci sono creato. Chi si suoi tiri ranghissa? Ah, ma mo ho visto, l'arbitro è donna. Hai capito? Di Giacomo. Oh, tunnel. Oh! Ma ci sarà un creato? Ma ci saranno creato. Oh! Cioè praticamente ha fatto stesso con le prime. Portiere. Ha un varicino tutti la sua vita, ma non ha farsa, oh! Ma sperza la palla. Veramente il tuo compleanno? Sì. Come ti chiami? Luigi. Come ne fotti? Tantissimi auguri a Luigi e Guagliu. Ciao! Guagliu però fa troppo caldo, buttato uscita alla guarda il ciano di là. Guardate che non ci fatto spazio. No, Guagliu, vero, stiamo in da porta, stiamo guardando noi. Ma io guardo la linea allora, tu? Non qua, non se ne carapo. Oh! Qua si faccia! Ragazzi, siamo quasi in campo, invasione. Oh! Guagliu, non ci potremmo distrarre un attimo, chi stanno i P-Rikes, ci cogliono. Guagliu, chi se mi coglie? No, chi si piglia a me? Oh! Dai, ma io mi dice una cosa, ok che state guardando il pallone, cosa stanno una partita, ma là stanno le femmine, non che state qua. Oh! Bella, che si può venire a giocare una Napoli tu? Ripiega. Oh! Bella azione di campo a Bussurese. Altra invasione. No, uscite dal campo. Altra invasione di campo. Sorry, campo la fa. Oh! Oh, cademma, ragazzi, Quante un già, non è più Giorgio. Oh, ha capito tutti. Ma spezzato pallone. Altra invasione di campo. Quanta palla che stanno. Allora, prossimo che segno deve risultare Ewayu. Andando vicino a noi a fare Ewayu e poi c'è il numero 1. Ok? A posto. Passiamo proprio numero 1. Vai ragazzi che... A posto, fratello. Ma che sto poi ci fatto? Siamo noi chiamati. Vai con i Doni! Dove va? Qua, Gitti, ci non può che uno, mo ha segnato la scuola verde. Vale, ma non a pezzo. Ma ce ne vince ne verde. Ragazzi, andiamo in campo! Sì! Andiamo in campo! Sì!
Aiu, è stata una bellissima partita. Partita molto combattuta. Chi ha vinto alla fine? Aiu!